Andrea Sodu, sindaco di Nuoro, oggi un incontro con i sindaci del Nuorese per pianificare lo screening che inizierà il 6 febbraio per procedere a un controllo della popolazione sotto il profilo del Covid. Sì, è un incontro che è molto utile perché il 6, il 7 febbraio, il 13 e il 14 febbraio ci sarà lo screening guidato da ATS che riguarderà tutti i paesi della provincia di Nuoro e la città di Nuoro, per cui è un'azione sperimentale molto importante per verificare la progressione del virus e per isolare quelli che sono positivi e che possono essere quindi fonte di infezione. C'è un altro fronte però, quello della sanità, a partire dall'ospedale San Francesco, in cui la carenza di medici e infermieri è cronica, ma anche la medicina di base. Cosa chiedete all'ATS e alla Regione? La Regione evidentemente non sta programmando in base ai bisogni di salute del territorio della Sardegna. Se all'ospedale di Nuoro mancano 134 medici, mancano 24 primari su 29 unità operative, significa che non c'è stata una programmazione nel tempo e questo è un fatto gravissimo perché l'ospedale non può funzionare bene se mancano i medici e soprattutto se mancano i primari. Per cui chiediamo che nel più breve tempo possibile vengano banditi i concorsi per coprire quei posti, che quei posti vengano coperti anche dal punto di vista dei primariati e si ritorni a un'operatività piena del nostro ospedale San Francesco che, ricordo, copre tutta l'area della Sardegna centrale per 350 o 380 mila abitanti.